Il paese è stufo dei protagonisti del conflitto permanente, delle polemiche per strappare un titolo, della politica e degli slogan con tweet nemici del merito. Tocca ancora una volta al Partito Democratico essere per strada a raccogliere i problemi ed ascoltare e lavorare. Oggi, qui a Rovigo, il confronto con il sindaco Edoardo Gaffeo, la presidente del Consiglio Comunale Nadia Romeo e i consiglieri e assessori presenti è stato proficuo e improntato sul merito di vicende che incidono sulla vita dei rodigini e dell'intero Polesine. Qui servono risposte immediate sui servizi della giustizia, tra tribunale e carcere, sulle infrastrutture da ANAS, servono risposte dal governo sulla logistica e sul potenziamento dei servizi alla persona e alle imprese, che riguardano sicuramente il ruolo dello Stato, ma anche le sue articolazioni sul territorio, regione e comuni compresi. Le polemiche romane e i conflitti li evitiamo a prescindere. Noi del PD siamo disinteressati. Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia al termine dell'incontro a Palazzo Nodari con il sindaco Edoardo Gaffeo. Ministro Boccia, cosa le chiedono gli amministratori di Rovigo per la città? Oggi, con grande franchezza, il sindaco, il presidente del consiglio e tutti coloro che mi hanno ospitato questa mattina a Palazzo mi hanno detto delle cose che questa città non solo chiede, ma pretende. Il sindaco mi ha consegnato una mozione della maggioranza che mi auguro diventi patrimonio di tutta la città, perché nel documento non si parla di aspetti di parte, ma di una visione collettiva che riguarda il sistema giustizia e gli effetti diretti sulla riorganizzazione della città. Ho garantito al sindaco e all'amministrazione che chiederò al Ministero di seguire con attenzione questo dossier e di rispondere in tempo rapido. Sulla zona economica speciale e le infrastrutture, il ministro dice: sosterrò con forza la richiesta di allargamento della vecchia ZES. È a buon punto il lavoro su Venezia, ma è ovvio che se da una parte Venezia è quella città straordinaria che tutti conoscete, Rovigo è un naturale interporto e una naturale area che può servire da bacino al capoluogo di regione. Chiederò inoltre personalmente all'ANAS di incontrare il sindaco nei prossimi giorni, perché devono essere messe a fuoco sul tema, chiaramente, delle manutenzioni e della viabilità che ancora penalizza questo territorio. Per quanto riguarda ancora l'autonomia, il ministro commenta: ho aggiornato il sindaco sui passi in avanti che ha fatto la nostra riforma per l'autonomia, per la distribuzione del fondo di perequazione per le aree a rischio spopolamento e in difficoltà contro le diseguaglianze. C'è un rapporto di collaborazione molto leale e di rispetto reciproco con il presidente della regione Luca Zaia, indipendentemente dai colori politici che rappresentiamo. Siamo a buon punto. L'autonomia non è solo quella del Veneto, ma del Paese, perché, come ha detto il Presidente della Repubblica, l'autonomia rafforza l'unità nazionale e dentro questa visione dell'autonomia io ho predisposto un disegno di legge quadro. Non dobbiamo trasferire i limiti del centralismo dello Stato nei limiti del centralismo della Regione. La lotta alle disuguaglianze non si fa solo tra nord e sud, ma anche tra nord e nord. C'è sempre una parte che ha più bisogno. Io sono convinto che i veneti che chiedono l'autonomia abbiano il diritto di averla, nel rispetto dell'unità nazionale e della Costituzione. La riforma è pronta, ora tocca al Parlamento.